Bella raga, ciao a tutti dal commentatore veneziano. Allora ho fatto la seconda partita senza registrarla, l'abbiamo vinta giocando bene. Quindi ho altri tre, adesso ho capito, altri tre richiesti in Kansas e altre due stronze, adesso non mi ricordo chi. Adesso sono deciso proprio tra Kansas e Georgetown. Mi piacerebbe North Carolina, cioè quella di Michael, però la vedo dura, insomma. Adesso vediamo, adesso facciamo l'ultima partita con le ragazze Pompin che fanno veramente dei servizietti meravigliosi dopo la partita, ti gasano proprio. Ok, mi hanno nominato l'ala me. Vai! Siamo qua pronti a spaccare il culo anche a questi. Ammazza, qua c'è veramente gente, eh? Eh sì. Sono sempre qua. I need you to be on your best behavior tonight. This is an important game for Freak. Dai, Troione. Vic, I'm serious. CC, my dear. Now I know how important this game is. I'm just trying to make moves, yo. Freaky, he's gonna take it all the way. He's leading this, all right? Business. Come on, Freak. Show them no mercy. Hey, we got this title. Come on. We got this, my boy. We got this. Ecco. Hey, we take it state, man. We take it state. Hey, he take it state. Ma potete mandare a fanculo sto Vic Van Cool, cioè... My man. Vic, I'm serious. Alright, yo, she up on me like hard right Ma le amministrazioni secondo me lei comunque, vabbè. High School State Championship. Guardalo, guardalo, guardalo. Guardalo che figo. Vai. High School Championship. Rock and roll come. Bisogna fare una bella partita. Nannanana. Nannanana. Buono, va bene, dai. Noi dobbiamo giocare bene. È importante qua, vogliono dare una bella university. Bravo, come peccato. Buono, buono. Mi ha fatto perdere palla. Para para pappa. Dai, come da casa sua. Solo rete! Grande veneziano. Subito un triplone tanto per gradire. Merda, cosa ha messo sto stronzo? Vai raga. Il numero 7 che fa impazzire tutte le ragazzette soprattutto. Mamma mia che stoppata che ha preso il mio compagno. Vai. Mamma mia, ha preso il ferro. Un piccolo mattone ho tirato. Dai che la perde, dai che la perde. Guarda che culo di merda. Oh, c'ho Edwards che è un po' porco, Edwards. Merda, mi ha proprio umiliato qua, eh. Ah, morti, oh. Anche perso palla, vaffanculo. Primo tempo un po' curioso, veneziano sente la pressione. È la prima partita veramente importante della sua carriera qua in questo giovanotto curioso. Gli esperti americani hanno detto che può essere un gran talento, però pensa troppo alle ragazze Pompini. È quello il problema del Kuma. Ta-na-na-na-na-na, tutto. Sapida. Bravo. Dai che dobbiamo vincere. Però vedi già che il livello rispetto alle partitelle così è molto più duro, Cioè, è pazzesco.
Proprio il miglior gioco di sportivo comunque, c'è poco da fare. Dai Kume, questa è la finale, Fei. Merda. Che stoppata del Kume, signori. Oh, c'è il porco di Nelson. E il Kume la prende. Cosa ho perso? Brutto errore questo, brutto errore, brutto errore. Il Kume sente la pressione. Benissimo, vai. Oggi proprio da dentro non riesco a farne uno, devo andare dalla media o da 3. Questo è l'unico modo. Nelson. Oh, le mettono tutte anche loro però, non è facile come col college. Pence. Non riesco a trovare. Ma vaffanculo, ora sto deficiente col Madonna. Sto cretino. Rischio anche di perdere adesso. Bravo, stoppata, ma a livello personale va anche bene, ma stiamo facendo cagare come squadra. 5 punti, un rimbalzo, 2 stoppate. Vai Kume. Devi prendere per mano tu la squadra. Sei tu il fuoriclasse. Very good. First assist in the game. Bisogna marcarlo stretto. Bishop è veramente un porco, Ma che fallo? No, è pazzesco, è pazzesco. Guarda questo, mamma mia che brutto. Che uomo brutto. Dai che sbagliano. Da 3. Mamma cosa stavo mettendo, peccato. Edwards. Ti prego non metterla. Bravo, come altro rimbalzo. No, veramente lo devo dare a quella a sinistra, però va bene, insomma. Tiro da 3 è difficilissimo. Il ferro lo sputa. Brutto inizio di terzo quarto. Dai, cazzo, sono delle merde questi. Very good, Kume, gran rubata. L'appoggia a canestro molto bene. Fantastic blow job, Kume, fantastic blow job. Dai. Cosa ha rubato il Kume? Perché non schiaccia? Non lo so. Sta gasando il Kume, si sta gasando adesso. Oh, c'ha Bishop. È un porco Bishop. Mamma mia cosa ha messo. Ma anche i fisici, tutti magretti, fantastico. Fantastic. Da 3. Mamma mia, peccato. Vai, final quarter. Solo 2 punti di vantaggio, molto poco, Ragazzi, che stoppata del fenomeno. Mamma mia, che stoppata del Kume. Che stoppone che ho fatto. Stoppata degna di nota. Dai, però.
Occhio. Bishop è il vedi, Bishop è il porco, non c'è niente da fare. La gente fischia. Dai, cazzo, ragiona, come ragiona. Bellissimo! Solo rete! Mamma mia, il Kuma è gasatissimo. The wonderful Kuma in the world. Del tipico inglese di un Kuma curioso. Dai ragazzi. Bravissimi. Inter da sotto non va. Passala, bravissimo. Bravo, niente, dalla media oggi. Dai che andiamo in una bella università e poi la devo far merda perché voglio partire da un bel roster, una bella franchigia, non voglio andare... Grande rimbalzo. Vai Kume. Mamma mia, non ci voglio credere. Me l'ha sputato il ferro. Dai ragazzi, su. La mia esaltazione aumenterà andando avanti di carriera. Se sono ancora al college mi sento ancora uno sbarbato. Voglio arrivare in NBA. Ancora come sontuoso, ma dai. Palla ancora sul Kume. Cercano di farmi fallo perché vogliono portarmi ai liberi alla linea della carità. Dai però, su. Mamma mia come trema. Perché solo un tiro libero? Non l'abbiamo capita questa. Oh, yes! Buono. Lo sto... E l'ho anche stoppata. Bye bye, the fantastic Kume in the world. Siamo campioni. Buono, dai, sono andati 15 punti, 4 rimbalzi, un assist, 5 stoppate, insomma, che sparo. Sono il fenomeno. Sono il fenomeno degli sbarbati. E la stagione continua, vediamo un po' la North Carolina. Vediamo un po'. Michigan. Questo è Galliani con la cravatta gialla. We've been watching your game tape for years now, and you are our highest priority. We want to develop you from the excellent player that you already are into an all-American player and college legend. Everyone knows about the Fab Five, but with your skills, we think that you can break the records currently held by the great Wolverine Glenn Rice. Make history, freak. Join the rich maize and blue tradition in Ann Arbor and become a Wolverine. We look forward to your decision. Go Blue! Like the sun that shines over the great state of California, we have been a banner of excellence in college basketball. Our ideologies are rooted in the core of what comprises the DNA of who we are at UCLA. 11 times champions.
You are destined for greatness. And your destiny should lead you. Io che amo i Clippers. And trust me, no stage is more visible than the city of Los Angeles and UCLA. Questo mi ispira. Hanging in your locker, waiting for you to claim your spot amongst the stars. UCLA mi ispira sinceramente perché sono a Los Angeles, chissà, magari mi nota qualcuno di Los Angeles, io non lo so. What do you think I'm doing? Like I said, what are you doing? Anyways, where is Freak? Now, CC, you know your brother. He loves to make a grand entrance. He gets it Signor from your Pitt. mother. She's always showing up late for work. I arrive when my services are needed and not before. Thank you very much. Yeah, I'm just explaining where he gets it from. Eccoci qua. Was I missed? Boy, where were you? I was taking out the trash, Mama. You're such a good son. I'm gonna miss you when you go off to college. Yeah, who's gonna do the trash detail? Oh, don't worry about that, Pop. Cece could take over. Not so fast. I'm going wherever you going. Someone has to keep you on track and them college chicks off. That's right, CC. You help tutor him. I'll take care of the young ladies. Bim Vallero un po' Vic, porco. go home. Why are you even here? Yo, because I'm the cameraman. You know what? Speaking of which, Freak, you ready? Hey, these young college hotties already hit me up, man. Oh, just tell me in the world which university. Vic, in due time. Relax, brother. Yeah, Vic, shut up. Freak was born ready. Now make sure you don't cut off my head because I gotta look fly. All right, everyone, I'm ready. Vic, you rolling? Rolling. Hi, everyone. I'd like to thank everyone from my coaches to my teammates. You guys taught me the importance of teamwork and working together. So thank you. C'è una famiglia di neri, io sono Big bianco. shout out to my main man, Vic, holding the camera down. I ain't gonna ask where you got the camera, but thanks. I'd like to thank my loving parents for sacrificing so much. Cioè, sono biondo. to provide for me and my sister. And I'd like to thank my twin, Cece, for being a great role model in my life. This has been an extremely tough decision. Each school was carefully considered, but I have finally decided to choose. Allora, vediamo. Voglio andare a Los Angeles perché voglio cuccare. Voglio essere un grande campione, ma devo cuccare. Cucla. I've always wanted to spend time in Cali and enjoy the beaches, because I'm tired of this New York snow. Good weather aside, UCLA. Cucla. Mi da piace. My boys know I love them pretty beaches out there, man. UCLA provides a great opportunity. First of all, Los Angeles, prepare. Because as a new Bruin on the block, I plan to come in and contribute to the great legacy of winning there and usher a new speriamo, dynasty of winning there. Thank you, everyone, for tuning in, and see you on the West Coast. UCLA, fight, fight, fight. UCLA, fight, fight, fight. Mi viene un po' da piangere, ragazzi. Buono, siamo andati a Los Angeles perché secondo me qua posso crescere molto, avere già insomma, una città molto... La signora Marta, che insomma che sa cos'è il basket. Speriamo bene. He was running from the time he was 9 months old. I mean, really. Signora Marta, sì. He skipped that and went right to running around and getting into everything. He actually became, I guess, like a neighborhood mascot. You know, people were really proud of him. They come to the games and watch him, and then I could see that he became everyone's hope. Speriamo. L'unico bianco in una famiglia nera, bello. Salvataggio. Ok ragazzi, buono, ascoltate, allora siamo a Los Angeles, siamo pronti a spaccare i culi a tutti, speriamo di fare un bel college perché dopo è da qua che arrivano le chiamate NBA. Vediamo se c'è qualcosa. Ok, raga, un saluto dal Cubentone, Veneziano, ciao!